È il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, già comandante delle compagnie di Bolzano e Tempio Pausania, approda a Venezia direttamente dal comando del 10° Reggimento Campania, originario di Asolo, per lui una sorta di ritorno a casa. Un ritorno in Veneto dopo 30 anni è una cosa che mi onora tantissimo. Effettivamente. Raccogliendo il testimone dal colonnello Claudio Lunardo, trasferito a Roma al comando generale, conosce bene, dice, anche se non in prima persona ovviamente, le problematiche di Mestre, con la delinquenza e la criminalità, in particolar modo legata allo spaccio, con l'emergenza droga e il numero altissimo di morti per overdose dalla cosiddetta eroina gialla. Sì, ho saputo di questa problematica che affligge la società e la città in particolar modo. Cercheremo ovviamente, l'azione di contrasto è permanente. Tra i suoi ultimi incarichi i 3 anni trascorsi dal 2014 al 2017 ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi come diplomatico presso l'ambasciata, la sua promessa ai veneziani. Ci siamo qui, sempre, come eravamo fino a ieri e continueremo anche domani.